Buonasera a tutte e tutti, benvenuti alla terza lezione dell'edizione 2025 di Storia e Città, incentrata quest'anno sulle fake news nell'età contemporanea. La lezione odierna verte sulla manipolazione e interpretazione dei dati in politica ed è tenuta dal professore Giuseppe Ieraci, ordinario di Scienza Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste. Le sue ricerche riguardano la teoria democratica, la competizione partitica e le politiche pubbliche di governo. Tra le sue pubblicazioni segnalo i libri L'Ulivo e la libertà, governi e partiti in Italia, nella democrazia dell'alternativa, pubblicato da Edizione Università di Trieste nel 2008, Le politiche pubbliche, concetti, teorie e metodi, pubblicato da UTET nel 2016, e Una teoria istituzionale della democrazia, pubblicato da UTET nel 2021. Prego, professore. Grazie, è acceso il microfono. Grazie davvero per questo invito, sono veramente onorato e felice, anche perché è sempre piacevole giocare fuori casa, quando, cioè, siccome non sono uno storico, questa è una platea di storici, comunque i convegnisti, i relatori sono, e le relatrici sono tutte storiche, e io faccio un gioco sul sicuro, nel senso che posso dire anche cose sbagliate, che comunque mi sarà concesso un minimo di beneficio, insomma. Quello che io dirò, ovviamente non, così mi è stato anche chiesto dagli organizzatori, vedo qui Giulia Cacco, molto di Gabriele, non faccio una cosa da storico perché non è il mio mestiere, insomma, no? Quindi il mio discorrere sarà un discorrere più in modo trasversale rispetto ai problemi che affronta lo storico, ma che affronta anche chi fa il mio mestiere, che poi è un mestiere abbastanza simile a quello dello storico, insomma, scienziato sociale, cioè ci occupiamo di fatti sociali, seppure con metodologie diverse e approcci diversi, poi alla fine i temi sono quelli. Vabbè, introduzione, intanto perché l'ho chiamata così questa relazione, perché originariamente avevo messo un titolo in inglese che poi posso magari dire e spiegare, ma insomma, perché naturalmente il Polo di Trilussa, la storia del Polo di Trilussa la conoscete tutti, insomma, di questo poeta che scriveva in versi romaneschi, no? Carlo Alberto Salustri detto Trilussa, che in questo celebre passaggio di una sua poesia vernacolare scrive, secondo le statistiche, risulta che ti tocca un pollo all'anno e se non entra nelle spese tue, te entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne mangia due, cioè è il discorso che tu ti tocca sempre un pollo perché qualcuno ne mangia due, insomma. Io originariamente avevo pensato di chiamare questa conferenza chiacchierata usando una espressione in lingua inglese che però in realtà è a tutti nota, che dice lies, damn lies and statistics, che tradotto sarebbe come dire statistiche, scusate, bugie, sfrontate bugie e poi la statistica. Questo non perché voglia ovviamente prenderla con una disciplina o con un trattamento dei dati che viene fatto talvolta dai colleghi statistici, ma semplicemente perché il problema del trattamento dei dati è un problema comune agli storici, naturalmente, ed è molto importante, insomma, no? Particolarmente quando poi usi masse di dati in aggregazione e cerchi di trattarle appunto tanto utilizzando delle metodiche. Insomma, come capitava al malcapitato che si trovava assegnato un pollo non avendo neanche mangiato metà. E quindi io organizzerò questa mia breve presentazione solamente in una prima parte in cui dirò perché ho poi messo come sottotitolo l'idea della manipolazione dei dati, no? E anche dell'interpretazione. Quindi la prima parte più sul concetto e sul significato di manipolazione e poi una sul problema dell'interpretazione. Quindi poi concluderò. Venendo al primo punto, dunque, manipolazione. Beh, il senso comune ci porta a sapere che cosa significa manipolazione, naturalmente. Niente a che fare con l'impiego delle mani, anche se può avere l'idea di qualche intervento un po' spiccio sulle cose, no?
In realtà la manipolazione, almeno per noi politologi, scienziati politici, è una forma particolare dell'esercizio del potere. Il potere, vabbè, insomma, senza farla troppo lunga e diventare noiosi, essenzialmente vuol dire essere capaci di far fare a qualcuno qualcosa. Naturalmente questo qualcosa che qualcuno fa è un qualcosa che a noi viene bene, a chi esercita il potere viene bene. La manipolazione ha una particolarità che è normalmente un esercizio nascosto del potere, cioè l'esercizio del potere normalmente è tendenzialmente aperto, palese, no? Io posso farlo attraverso un comando vocale oppure perché qualcuno agisce sulla base di certi interessi che ho manifestato nel passato, quindi si comporta come a me piace. Io faccio sempre questo esempio agli studenti in classe, all'università, alle lezioni, io vengo qua, non ho bisogno di dirvi nulla e voi subito vi sedete e state buoni e tranquilli. Perché lo fate? Io sto esercitando potere su di voi, voi fate una cosa che sta nel mio interesse. Quindi non ho fatto, non ho esercitato nessun comando, non ho formulato nessun comando, però voi vi comportate in un certo modo. Però c'è un'altra forma del potere che è appunto quella di tipo manipolatore, nella quale ehm, colui o colei che esercita il potere nasconde questo esercizio, cioè proprio non fa capire, non lo dice, non deve farlo né manifestando interessi né meno che meno manifestando intenzione. Quindi si dice che è una forma di esercizio nascosto del potere. E ci sono molte forme di manipolazione, io adesso poi non tratterò di quelle collegate all'alterazione dei meccanismi inconsci o della psiche, insomma, sono anche abbastanza note, ma quello che qui interessa naturalmente è il tipo di manipolazione che agisce sulla informazione o sulle conoscenze, perché appunto i dati sono informazioni, sono conoscenze. E cosa vuol dire esercitare il potere attraverso la manipolazione via informazione? Vuol dire che chi agisce, chi fa uso del potere, senza farlo vedere nascostamente, poi vi farò alcuni esempi, così vedrete, senza mostrarlo in alcun modo, altera il quadro informativo di coloro che ricevono appunto queste informazioni, modificando così il loro comportamento. Perché si fa queste cose in politica, nella storia? Vabbè, la storia non lo so, ma insomma sì, la politica è parte della storia, quindi perché si fa queste cose in politica? Ma essenzialmente le funzioni sono due, le ragioni sono due naturalmente. Vabbè, a parte l'eventuale spiegazione psicologica che io non saprei dare, non voglio seguire che uno o una possa essere interessato a nascondere la sua azione per qualche particolare forma di libidine o di piacere, ma questo è irrilevante, insomma, può essere presente questa cosa, o perché psicologicamente non vuole fare notare a chi subisce il potere che c'è stato questo atto, questo è può essere irrilevante, anche se spesso nelle relazioni interpersonali questo può capitare, no? Magari in una relazione interpersonale, specie quando sono presenti tratti di identificazione o di affetto, posso magari nascondere il mio intervento manipolatorio per non offendere l'altro, per non buttarlo, insomma. Però, a parte questi casi, naturalmente, e poi vedremo con gli esempi, io individuo due funzioni molto generali, anche molto ampie dell'uso della manipolazione nel potere e nella storia, nei fatti della società. Uno naturalmente è la mobilitazione dell'opinione pubblica. Mobilitare vuol dire mettere in moto, mettere ad attivare, insomma, attenzionare, si dice anche nell'opinione pubblica. Naturalmente la mobilitazione o l'attivazione dell'opinione pubblica è sempre estremamente rilevante nei processi politici, a prescindere dal regime del quale si fa parte, naturalmente, no? In democrazia è straordinariamente importante perché l'attenzionamento, si dice così, è mettere sull'attenzione, sollevare l'attenzione dell'opinione pubblica è poi collegata al ciclo del consenso, cioè alla generazione del consenso o del supporto politico che poi in democrazia viene manifestato attraverso i comportamenti di voto, i comportamenti partecipatori.
È inutile che vi dica invece l'importanza che questa forma ha nei regimi non democratici, dove la manifestazione del consenso non viene attraverso forme procedurali come quella del voto, ma è molto legata a manifestazioni invece simboliche, cerimoniali, come nei regimi autoritari o totalitari. E sapete tutti che, insomma, a parte il celebre Minculpot dell'epoca fascista, ma insomma anche la letteratura si è sbizzarrita, 1984, tanti altri romanzi, insomma, distopici hanno sempre sottolineato questo intervento del potere politico non democratico nel organizzare l'informazione, talvolta anche intervenendo sulla scrittura, anzi spesso, soprattutto intervenendo sulla scrittura dei testi, sul modo come vengono raccontate le cose. Quindi generare il consenso, mobilitare l'opinione pubblica a sostegno del potere è una centrale funzione degli usi manipolatori dell'informazione. Poi in un esempio che vi farò questo sarà abbastanza evidente. L'altra ragione, in qualche misura è complementare a questa, è perché eh, c'è un elemento complementare alla mobilitazione per il consenso e quindi poi anche alla misurazione del sostegno politico nella lotta, insomma, no? Per il potere. E che nella politica sempre si formano anche decisioni, si prendono anche decisioni. E decisioni sono una cosa complessa, insomma, da definire, cos'è una decisione, ma è un politologo, Lasswell, si chiama Harold Lasswell, un americano di quasi un secolo fa ormai, insomma, fondatore dell'approccio comportamentista in scienza politica, definiva le politiche come linee di azione, no? Una quantità di azioni sono contenute dentro una politica pubblica. Quindi le informazioni, i dati sono fondamentali per determinare il contenuto delle azioni, le linee delle azioni che si vogliono seguire, no? Ecco perché talvolta in politica si fa un uso manipolatorio, talvolta magari neanche conscio da parte dei politici. Io vi dico francamente, io non ho capito se, ma non ditemelo, non posso sopravvivere anche senza saperlo, se ha ragione Eli Schlein che dice che sono tagliati 6 milioni, non so cosa, di euro, quanti milioni di euro della spesa pubblica, o se ha ragione Giorgia Meloni che invece dice che ha pompato nella spesa sanitaria pubblica invece un sacco di milioni. Questo è un classico esempio in cui non si capisce bene, no? Le due parti usano i dati, adesso non voglio usare qui l'espressione manipolatori, ma insomma usano i dati per appunto mobilitare l'opinione pubblica, per incidere sulle linee politiche, sulle linee di decisione. Va da sé che come possiamo distinguere l'azione sull'informazione da altre azioni del potere politico, del potere, che fanno naturalmente uso di informazioni, no? Eh, per esempio, c'è un meccanismo del potere che viene talvolta chiamato persuasione e che in qualche misura è anche riconducibile alla nozione di argomento d'autorità. Noi qua, anche voi naturalmente, persone che conoscono cose, che sanno cose, e che fa riferimento a quell'insieme di condotte nel quale tu ottieni il comportamento desiderato persuadendo, convincendo l'altro, gli altri, che le informazioni che tu stai veicolando, le cose che stai dicendo, sono ovviamente un contenuto di verità che poi possa essere mostrato qui ora o che sia collegato al tuo prestigio come autorità scientifica o di conoscenza, è un altro discorso, ma insomma queste conoscenze vengono messe in circolo per persuadere qualcuno a fare qualcosa. Esempio, l'abbiamo passato sulla nostra pelle, l'azione che durante la pandemia Covid è stata compiuta dal Comitato Tecnico-Scientifico in Italia, ma queste istituzioni esistevano anche in altri contesti, era proprio un'azione essenzialmente basata sulla persuasione, cioè ci è stato detto che tenere certe condotte in condizioni di interazioni sociali, magari coprirsi il volto con una maschera
oppure mantenere distanze, cose di questo tipo, erano condotte che ci avrebbero garantito o preservato dall'eventualità di contrarre un contagio. Quindi non è stato fatto con un'azione di forza. Vabbè, certo, sì, c'era poi anche l'azione di forza, perché poi lì sono subentrate altre dinamiche, ma se volete lasciamo perdere allora quello, ma pensate al modo come voi siete persuasi, per esempio, dal vostro medico a fare una certa cosa piuttosto che un'altra. Insomma, non siete forzati, lo fate perché riconoscete in quelle parole un'autorità e quindi voi vi attenete a quel comportamento. Magari non sapete se il vostro medico sta un po' calcando la mano perché vi vede particolarmente, non lo so, poco ligi a tenere certi abiti da alimentazione, piuttosto che magari esagera un po', no? Si ha sempre l'impressione con i medici che ce la contino sempre un po' più pesante di quella che è, ma lo fanno perché probabilmente loro vogliono agire come autorità usando argomenti persuasivi. Ma però la persuasione può avere, no, degli elementi di ambiguità, no? C'è può essere un momento, come dire, ehm, ehm, di ambiguità nella distinzione tra la persuasione e la manipolazione, perché entrambe, nella stretta accezione in cui le uso io, fanno impiego appunto di informazione, di conoscenza. Però ecco la distinzione analitica, che poi andrà di volta in volta calata sulle ricerche o comunque sulle verifiche, è data dal carattere nascosto dell'intervento manipolatorio. Quello del medico non è un carattere nascosto. Il medico te lo dice papale a papale. Se vai avanti così, finisci male. E poi tu cambi le tue abitudini. Quindi questo è l'elemento. Vi faccio alcuni esempi, due ve ne faccio, che anzi tre per la verità ne ho segnati, ma insomma, uno è quello, e lo faccio anche perché è molto controverso, per cui magari qualcuno qui si arrabbia e poi facciamo un po' di baruffa, perché chi mi conosce sa che a me piace far baruffa. È il caso del dottor Andrew Wakefield e di altri ricercatori. Chi erano costoro? Andrew Wakefield era anche se è stato radiato adesso, ma insomma era un medico inglese, un ricercatore inglese, che nel 1998 pubblica in una prestigiosa rivista che si chiamava The Lancet un articolo, sul titolo dell'articolo non lo ricordo, non l'ho anche segnato nei miei appunti perché era un po' complicato, una roba medica scientifica, ma comunque è un articolo nella quale si ipotizza una correlazione tra il vaccino morbillo, parotite, rosolia, il trivalente, con l'autismo, storia che conoscete benissimo. Questo articolo viene accolto dalla rivista, viene ricevuto dalla rivista, viene pubblicato e ha parecchie firme. Insomma, spesso negli articoli scientifici, nelle scienze naturali e mediche, gli articoli sono firmati a molte mani. Insomma, se non ricordo male, questo aveva un'altra decina di autori di questo tipo. Se non che questi risultati destano qualche perplessità. Tra l'altro erano anche ricerche condotte, qui per tornare alla statistica, su un campione non tanto probante, perché erano appena 15 casi, una quindicina di casi, insomma, di ragazzini che avevano apparentemente contratto insomma, la sindrome dell'autismo, se non si chiami sindrome, insomma, erano diventati autistici. Però viene scoperto a un certo punto da un giornalista che questo Wakefield, il giornalista si chiamava Brian Deere, questo Wakefield aveva ricevuto ingenti fondi, si parlava di centinaia di migliaia di sterline, da alcuni studi legali che erano coinvolti, impegnati, non coinvolti, scusate, impegnati nella difesa di alcuni casi in cui i genitori avevano esposto denuncia e chiesto risarcimenti agli ospedali o a quant'altro, perché appunto i loro figli avevano contratto, erano diventati autisti. Quindi il primo sospetto è che c'era questa stranezza che uno studio legale finanzi una ricerca medica scientifica e poi più avanti
si scopre addirittura che questi contatti che erano stati messi in campo dagli studi legali con Wakefield erano proprio finalizzati con l'esplicita richiesta che si fornissero delle basi scientifiche da utilizzare in sede legale, cioè questi legali volevano che lo scienziato, il medico, producesse dati scientifici utilizzabili in sede legale. La cosa interessante è che questo Wakefield stesso aveva a sua volta brevettato precedentemente un vaccino trivalente MPR, quindi non è che lui fosse un Novax, aveva già anche lui brevettato un vaccino del genere e aveva anche poi ignorato bellamente tutti i risultati di laboratorio condotto dal Free Royal Hospital che contraddicevano i suoi risultati. Insomma, questa cosa va avanti, i dati vengono riconosciuti come fraudolenti, le evidenze dicono che questi dati sono fraudolenti, le risultanze vengono completamente misconosciute dalla comunità scientifica, Wakefield viene radiato, coloro che avevano firmato l'articolo con lui ritirano la firma stessa, l'Asset ovviamente lo ritira e dopo una storia molto lunga di circa diversi anni, appunto, questa frode, questa manipolazione viene smascherata. Vedete, questo è un classico esempio in cui si nasconde, no? L'impiego di dati fraudolenti, si nasconde anche l'uso e il modo come vengono organizzati questi dati per far avanzare, per rendere valevole una certa tesi piuttosto che un'altra. L'altro caso interessante che tutti ricorderete è il caso del 2003. Questo qui adesso lasciamo perdere la scienza, veniamo sulle nostre cose. L'altro caso interessante è quello del 2003, quando Tony Blair, all'epoca primo ministro britannico, George W. Bush, che è il presidente degli Stati Uniti d'America, che sapete sono impegnati insomma nel tentativo di contrastare Saddam Hussein che ha invaso il Kuwait, devono trovare un casus belli, no, per l'invasione insomma, dell'Iraq. E questo casus belli viene trovato nella famosa questione della presunta disponibilità nelle mani di Saddam Hussein di armi di distruzione di massa, cioè viene detto a tutta l'opinione pubblica, vengono anche mostrate dei film fatti con dei ricognitori, con delle, con dei mezzi militari atti alla ricognizione e alla fotografia per spazio, insomma. Vengono anche mostrati, verrebbero mostrati diciamo, degli insediamenti militari dove sarebbero presenti queste armi di distruzione di massa, poi c'era stato anche un caso di diffusione dell'antracite in America, insomma c'era un po' di panico su queste cose, no? Questa cosa, se abbiamo saputo dopo, un bel po' di anni dopo, nel 2015, che era totalmente falsa, cioè era stata una classica manipolazione di un dato, non si era inventata. Cioè, Blair dichiara che tutte le prove prodotte inviate all'ONU, la quale ONU, sapete, doveva appunto con una sua presa di posizione legittimare l'intervento militare, erano contraffatte, cioè non c'era, Saddam Hussein non aveva nessuna distruzione di massa, quindi erano tutta un'invenzione creata ad hoc. E naturalmente la ragione di questa creazione ad hoc di questi dati era collegata ovviamente tanto per avere l'approvazione delle Nazioni Unite per l'attacco, ma poi anche, ovviamente per mobilitare, come dicevo prima, le opinioni pubbliche dei due paesi e anche le opinioni pubbliche di tutti i paesi che erano coinvolte contro Saddam Hussein e legittimare quindi l'intervento militare. Ci fu poi una commissione d'inchiesta della House of Commons, cioè del Parlamento inglese, britannico, che 7 anni dopo
insomma, nel 2016, dopo 7 anni, scusate, non 7 anni, dopo 7 anni, nel 2016, giunge alle conclusioni che non c'erano appunto armi di distruzione di massa in Iraq e che si trattava di una frode, di una vera e propria manipolazione. E questi sono i due esempi interessanti che si possono fare riguardo appunto all'impiego della manipolazione. E resta il caso poi di cosa invece possiamo fare, e passo al secondo passaggio del mio argomento, che mi dispiace non poter mostrare quella slide, ma magari ve la racconto, vi racconto questa cosa, quando poi farò un esempio. Se questa è la manipolazione, e questo diciamo è l'uso che se ne è stato fatto in alcuni casi che ho citato, cosa non è però quando i dati non sono manipolati, perché non è che siano manipolati i dati semplici, mancherebbe altro, se non voglio con questo fare diventare gli scettici. I dati spesso, anzi quasi sempre, non sono manipolati. Quelli che produciamo io e il collega Gabriele Mastrolilli, oppure anche Giulia Cacca, gli altri studiosi, normalmente non sono, sono manipolati. Insomma, noi troviamo cose, rileviamo cose e poi le riportiamo al pubblico. Insomma, cerchiamo di controllare che questi dati siano corretti. Magari qualche volta possiamo anche sbagliare, non è che costruiamo ad hoc dati, insomma, non lo facciamo, insomma, perché la nostra deontologia ci porta a non farlo, insomma, no? E poi, tra l'altro, nessuno ci dà centinaia di migliaia di sterline o di dollari per manipolarli o di euro, quindi alla fine non c'è nessuna ragione neanche, come dire, venale per farlo. Però resta il problema che i dati da sé, da loro solo, non dicono niente. Una volta c'era un mio caro maestro, Dino Francesco, che diceva che qualcuno di voi conosce perché è stato anche nel dipartimento da noi, tu no perché eri quello troppo giovane, ma insomma forse Giulia lo ricorda, diceva che con i numeri, con i dati puoi dimostrare qualsiasi cosa, no? Puoi fare qualsiasi cosa. No, qui volevo mostrare quella slide, ve la racconto. Era una slide, guardate, che mostrava l'andamento della pressione fiscale sulle classi sociali, diciamo così. Qui classi sociali erano poi intese con una classico trattamento di questo concetto in chiave economica, cioè le distinzioni per scaglioni di prelievo fiscale. E l'articolo, che era tratto da un giornale nazionale, diceva, ma insomma, il carico fiscale in Italia è per adesso il dato non lo ricordo, ma guardate, una cosa tipo sparo, ecco sì, appunto, sparo perché non ho la slide, insomma, per circa l'80% è sul ceto medio. E chiaramente è una cosa che diciamo, porca miseria, siamo sempre noi a pagare, più o meno, suppongo tutti sia parte del ceto medio. Per ceto medio lì si intendeva fasce di reddito, scaglioni di reddito che se non ricordo male andavano dai 25.000 euro, parliamo sempre di lordo naturalmente, annuo, fino a forse a 70-80.000, quindi insomma anche classi agiate, ma insomma non escludeva naturalmente i paperon de paperoni, quelli che guadagnano centinaia di migliaia, forse anche milioni di euro all'anno. E quest'articolo faceva la somma, diciamo, delle percentuali di individui in questi scaglioni, che era di gran lunga la massima parte, perché, viva Dio, perché l'Italia, come nel resto del mondo, prevalentemente il ceto sociale è fatto di ceto medio, insomma, no? E poi naturalmente veniva fuori che la sommatoria del gettito era prevalentemente dato da queste classi. Questo è un classico modo di interpretare e rappresentare i dati in modo fuorviante, perché in qualche misura, come dire, produceva un risultato scontato. Se tu sommi tutte le persone che hanno, diciamo, la fascia di reddito intermedio, che sono numericamente quelli più elevati, è evidente che la sommatoria, la somma del contributo fiscale di questi sarà enormemente più grande della somma del contributo che viene data dai paperon dei paperoni, perché io non voglio difendere, io non sono un paperon dei paperoni, dico semplicemente, no?
Se quelli sono in 5 e ognuno paga 10, 10 per 5 fa 50. Se noi siamo in 150 e ognuno paga 1, 1 per 150 fa 150. Da questo uno può desumere che, che il carico fiscale è integralmente o comunque anche in massima parte sulle classi medie. Questo è un modo in cui tu puoi portare, no, l'opinione pubblica a una, a, a una posizione politica piuttosto che un'altra. Ho fatto questo esempio, sono partito con questo esempio perché naturalmente qui ancora una volta si mostra come c'è questo momento in cui l'aspetto persuasivo, perché qui è persuasione, qui sono dati mostrati, quindi non c'è manipolazione, è persuasione, nel senso che i dati sono quelli, nessuno li può contestare, sono giusti, i dati che sono stati ricavati dall'intendenza di finanza, insomma, dall'Istat. Quindi. Però come appunto il modo di distribuire, di organizzare l'argomento, di presentare dati, ha una venatura un po' manipolatoria, nel senso che spinge, no, induce il lettore a credere una cosa piuttosto che un'altra, o comunque a prendere una posizione piuttosto che un'altra, che naturalmente potrebbe anche essere legittimo, io non sto dicendo che non lo sia, era un giornale, può farlo, insomma. E, però voi capite che in questo modo si pongono almeno due problemi, poi su questo andrò a chiudere. Il primo problema, dicevo, che cosa hanno fatto questi, suppongo fossero giornalisti, ma forse questo era anche un giornalista economico, se non addirittura un economista, adesso non ricordo il nome. Hanno innanzitutto individuato una serie di dati. I dati erano appunto quelli della pressione fiscale. Il primo problema quindi è come noi individuiamo le serie e come soprattutto le classifichiamo, come le scaglioniamo, perché scaglionarle in un modo, metterle in un modo, piuttosto che un altro, è una cosa che già può portare colui che, o colei che legge questi dati a una certa conclusione piuttosto che un'altra. Questo è un problema molto, molto importante che hanno gli storici, che abbiamo noi, tutti, cioè come selezioniamo, le serie e i dati, quali dati utilizziamo. E poi vi dirò come in realtà usando uno storico si può provare, no, a esplicitare qualche criterio di selezione o quale può essere, diciamo, la soluzione del problema della selezione dei dati. Vabbè, insomma, io adesso voglio dire, posso fare anche un po' il filosofo, oltre che lo storico, il politologo, no? Sapete che c'è il grande filosofo Wittgenstein, nel famoso lavoro Il trattato logico-filosofico, c'è questa prima proposizione che è sempre un po' quella su quale uno poi, non dico si fermi, ma insomma, io l'ho studiato tutto perché sono uno studente di filosofia da giovane, e comunque celeberrima perché dice il mondo è tutto ciò che accade, che è il problema che avete voi storici, no? Forse voi più di noi, perché voi avete il problema del trattamento anche diacronico dei dati e della narrazione in qualche misura. Io non ce l'ho. Io posso essere un po' più libero in questo, no? I governi, ma sai, i governi dal 45 all'85 li conteggio, li numero, guardo la composizione, eccetera. Però nel caso dello storico, se il mondo è tutto ciò che accade, c'è un problema molto grande nel come io seleziono i dati, gli elementi che io poi porto alla narrazione storica, non voglio parlare di narrazione, voglio dire alla ricostruzione storica. Vabbè, sapete che per esempio gli storici antichi sono da questo punto di vista molto più liberi dello storico contemporaneista, no? Perché ricordo una volta che ho letto un bellissimo libro, consiglio di Gore Vidal, Giuliano, su Giuliano l'Apostolo, un bellissimo romanzo, e, e Vidal aveva passato tanto tempo a studiare questa figura anche a Roma, negli archivi, insomma,
e scrive questo bellissimo libro, davvero vi consiglio. Siccome però lui non era uno storico di professione, no? Era un po' così perplesso di quello che aveva fatto. Una volta parlando con uno storico molto importante, lui si chiama Feiner, dell'antichità, gli disse, ma senti, guarda, non so, io sento questa roba qua, sono preoccupato perché sai, qui e là ho dovuto un po' romanzare. Il che lo storico dell'antichità però gli dice, ma guarda che anche noi romanziamo in continuazione perché i dati che abbiamo sono pochissimi. Non è questo il caso di voi contemporaneisti, però per dire che quanti più fatti tu hai nel mondo, e oggigiorno, pensate allo storico, no? E anche il sociologo naturalmente, lo scienziato sociale, ha una quantità di fonti impressionanti, non più soltanto gli archivi, ma le fonti cinematografiche, filmiche, visive, le fonti naturalmente spesso anche dei testimoni oculari che sono stati parte, che hanno lasciato magari anche testimonianze scritte, insomma una quantità sterminata di fonti che poi però pone il problema di una selezione mirata. Lo storico dell'antichità forse ce l'ha meno, 10-15 fonti, deve lavorare su questo e poi sbizzarrirsi. Invece, quindi, primo problema, come selezionare, quali fatti selezioniamo se il mondo è tutto ciò che accade. E in secondo luogo, un problema molto, molto, molto grave, secondo problema, che è quello della... se noi selezioniamo casi, scusate, casi, fatti, elementi, e se questi elementi stanno in qualche disposizione diacronica, cioè sono ordinati nel tempo, si pone il problema dell'individuazione di un momento di inizio e un momento di fine della serie, no? Che per lo storico è un problema cruciale, ma anche per noi in realtà. Perché hai studiato i governi visto che prima è stato citato questo interesse mio di un po' di anni fa, perché studi i governi dal 45 in avanti? Boh, non lo so, perché li studio dal 45 in avanti, gli dico io perché posso permetterlo, ma voi non potete permettervelo, e sapete quanto è cruciale il problema della periodizzazione per lo storico. Perché è cruciale più che per noi, per lo storico? Perché la disposizione sulla linea del tempo dei fatti per lo storico, credo, magari poi mi correggerete, ha un significato anche di causazione, cioè un elemento può essere usato come un elemento causativo, no? Sappiamo che non necessariamente ciò che viene prima è la causa di ciò che viene dopo, però insomma l'elemento causativo è evidente, quindi perché interrompere la selezione in un certo momento? Quindi due problemi: come selezioniamo i dati e come fissiamo i limiti di queste serie. Io non ho una risposta, nel senso che in conclusione posso dare una risposta che ho scoperto intanto la dà un filosofo positivo, e questo non mi stupisce, Karl Hempel, un filosofo logico-positivista, ma poi la dà anche Edward Carr, uno storico, nei sei bellissimi saggi sulla storia, una lettura formativa che tutti noi abbiamo fatto, insomma. Allora mi limito magari a Carr, posso dire anche di Hempel. Carr alla fine chiaramente dice che la selezione dei fatti che lo storico fa è una selezione mirata da modelli, da teorie, addirittura credo che usi l'espressione modelli da qualche parte, che spesso non è molto amato dagli storici, ma insomma usa cose del genere. Cioè, devi avere uno schema interpretativo. Hempel è essendo un positivista, logico, ancora più deciso su questo. Lui dice chiaramente che la formulazione di ipotesi e teoria è la componente creativa, immaginifica, quasi fantasiosa dello scienziato. No? In un libro intitolato Filosofia delle scienze naturali, quindi non delle nostre scienze storico-sociali, ma delle scienze naturali. La formulazione di ipotesi di ipotesi fantasiose è necessaria. Quindi nella formulazione di teorie c'è un elemento creativo, e Hempel dice chiaramente che la formulazione di teorie è libera ed è quanto più ampia e appunto immaginifica possa essere. E ci sono tantissimi esempi che possiamo trovare dalle scienze sociali, dalle scienze naturali, chiedo scusa,
in questo senso. A me viene in mente uno recente perché ho letto un po' di cose, mi appassiona molto lo studio, la storia della fisica quantistica, insomma, un po' così per diletto. E sapete che quando Fermi faceva i suoi esperimenti, supponeva che colpendo con i raggi alfa, che erano stati scoperti prima da lei, prima da Madame Curie, insomma, colpendo, sparando, lui diceva così, sparando sui raggi alfa tutti gli elementi della tavola, prima o poi sarebbe riuscito a combinare qualcosa, a produrre energia, no? E, perché questo derivava dalla teoria einsteiniana della relatività che equivaleva la massa all'energia, quindi nella massa c'è energia. E se nella massa c'è energia, vuol dire che spaccando la massa si potesse ottenere energia, come poi fu fatto naturalmente, questo è l'esempio, erano gli elementi basilari poi per la costruzione della pila atomica e poi anche dell'energia atomica. Però ecco, Fermi immagina cosa può succedere e quindi passa in rassegna tutti gli elementi della tavola, sparando, della tavola chimica, sparando questi raggi alfa per vedere se cosa venisse fuori. A un certo momento penso di aver scoperto dei nuovi elementi, poi in realtà qualcuno dice no, non hai scoperto nuovi elementi, hai spaccato il nucleo e hai prodotto energia. Quindi insomma, l'unico modo è questo, no? Teorie e ipotesi che possono servire allo storico o alla scienza sociale per organizzare i suoi dati. Da questo punto di vista, siccome spesso a me capita di discutere con colleghi di dipartimento, ho la fortuna di essere un dipartimento in cui ci sono storici, economisti, politologi, sociologi, quindi poi alla fine si discute spesso di questioni epistemologiche e trovo che questo sia l'ubiconsistem, l'elemento di consistenza comune delle nostre discipline, che non a caso Max Weber chiamava le scienze storico-sociali, cioè che alla fine tu devi costruire interpretazioni, teorie per districarti in tutto ciò che accade. Grazie. Grazie professor Grazie per questa lezione di politologia, no? Con la quale noi come Insidex siamo stati fuori dalla nostra comfort zone della storia contemporanea. Me l'avete chiesto voi, io so. Ed è stato un È vero. piacere. Una lezione appunto in cui ci hai appunto spiegato attraverso vari esempi come è pericolosa la manipolazione dei dati che quando è effettuata per cercare di mobilitare l'opinione pubblica a piacimento appunto del manipolatore. Ora mi rivolgo al pubblico per chiedere se ci sono domande, richieste di chiarimento, curiosità. Ma ho manipolato il pubblico. Va bene, allora, visto anche l'orario, io ringrazio nuovamente il professor Iraci per la lezione. Grazie a voi per l'attenzione. Vi ricordo che il prossimo appuntamento, la prossima lezione sarà il 13 novembre e sarà tenuta da Raul Pupo e verterà sulla vittoria mutilata. Grazie e buona serata.